William Reich, quando ha fatto i suoi esperimenti, voleva sapere, avevo detto, da dove viene questa energia che dà vitalità, e voleva sapere come l'ameba viene creata. Allora, lui ha chiesto al suo amico, un biologo, detto, mi puoi dare una cultura di amebe? Il suo amico dice, guarda che non c'è cultura di amebe. Se vuoi, metti un'acqua fuori, dopo qualche giorno prende una goccia, mette sotto il microscopio e hai tante amebe. Dice, da dove vengono? Ah, ci sono delle spore che cadono nell'aria e escono queste amebe. Lui non era convinto e aveva lo spirito del genio. Allora ha preso una foglia di una pianta, ha fatto un processo di sterilizzazione per uccidere qualsiasi forma di vita, compreso anche le spore, e ha messo sotto il microscopio e nel microscopio ha visto delle vescicole, vedete queste vescicole di colore azzurro, espansivi e contratti ritmicamente. Ha messo sopra il microscopio una camera cinematografica e prendeva un scatto ogni tanto per 2 settimane. E ha visto davanti ai suoi occhi come l'ameba si è formata. Da queste vescicole che si chiamano bioni, che si trovano dappertutto, nell'aria, nell'acqua, dappertutto, si agglomeravano per formare un gruppo di bioni insieme e poi si è costruita una membrana attorno dove dentro non c'è niente, solamente questi bioni. E se questa struttura poi comincia a espandere e contrarre ritmicamente, e se guardiamo in profondità non troviamo dentro niente che è conosciuto in biologia, e c'è questo filmato fino adesso documentato all'Istituto di Maine, l'Istituto di William Reich nello stato di Maine, negli Stati Uniti, quindi è aperto al pubblico e si può vedere il filmato e poi come questa struttura si trasforma in ameba. Quindi lui ha descritto un processo di neogenesi, come si forma la vita per la prima volta. Perché bisogna chiedere la domanda, come si è formata la vita sul globo terrestre? Non è che siamo nati così, il globo terrestre già con la vita. 3 miliardi,8 anni fa comincia il globo terrestre, no? Questa è l'età del globo terrestre, e poi da qualche milione di anni c'è la vita sopra il globo terrestre. E questa vita comincia, ci sono 2 teorie principali come sia apparsa la vita. La prima che dicono che la vita è cominciata nel cielo, dove ci sono dei lampi che hanno creato una interazione fra il gas che c'è nel cielo per creare poi aminoacidi. Questi aminoacidi cadevano nell'oceano e hanno portato che le basi nucleici si interagiscono insieme per formare una elica dell'RNA, dal quale poi si è formato il resto. L'altra teoria dice no, la vita è cominciata nell'oceano. La prima cosa si è formata per caso, la catena dell'RNA, un ambiente favorevole, e questa ha messo in ordine gli aminoacidi per creare le strutture come proteine, peptidi e altre cose che sono la base dell'essere viventi. Io dico, la verità sembra in metà strada. Ci sono 2 poli, quello positivo del cielo, quello negativo della terra, e l'incontro fra di loro crea la vita. Quindi tutti e 2 hanno ragione. Perché è vero che è poi stato dimostrato in laboratorio che si poteva creare aminoacidi attraverso delle scintille elettriche in un ambiente pieno di gas, soprattutto metano. A forza di fare queste scintille elettriche si è formato aminoacidi e sono stati poi misurati che prima non c'erano.
Ma questo da solo non è sufficiente. La domanda è come questi RNA sono stati agglomerati insieme in questa forma e perché in questa forma. E non esiste niente per caso, se no non capiamo come mai tutti gli esseri viventi in questa terra si basano sullo stesso codice genetico. Abbiamo 4 basi nucleici che formano una catena e abbiamo ogni 3 basi, si chiamano codoni, che legano un aminoacido. Allora se per caso non può essere tutti quanti hanno lo stesso linguaggio, dovrebbe essere diversi linguaggi, dipende dove è stato creato. Invece no, tutti quanti, sia il batterio che il fungo, che il virus, che l'essere umano, sempre hanno lo stesso codice genetico. Hanno lo stesso linguaggio di codoni, lo stesso 64 codoni che sono presenti in natura. Ok? E poi vediamo in effetti che per mettere ordine in questo RNA abbiamo bisogno di un substrato che non è altro che un granulo d'argilla. E questo ci lega alla religione che dice che la vita è stata creata da un'argilla. Vero? E cosa fa l'argilla? Questo grano d'argilla ha 2 cose. Ha ferro e ha zolfo. E il ferro crea un campo magnetico attorno all'argilla. E in questo campo magnetico ci sono diverse zone che ogni zona ha una polarità diversa secondo la distanza relativa dai poli. Quindi, quando si sono messe i basi nucleici in ordine, non per caso, ma seguivano la polarità del campo magnetico che dirigeva in quale ordine dovevano essere messi. Qui c'è un polo, qui c'è un altro polo. In questo punto qual è la polarità, diciamo qui? A metà strada, fra positivo e negativo. Qui più negativo che femminile, che positivo, qui più femminile. E così via. Cioè ogni punto la polarità è diversa secondo la distanza relativa, si chiama sovrapposizione magnetico. E ci sono 64 zone di questo. Poi vediamo il perché. 64, non per caso. Comunque, questo è, diciamo, l'imprint, è il blueprint, è la base dove le sostanze trovano il loro ordine. Quindi non è per caso, ma c'è ordine, c'è la chiave, c'è l'energia che guida la materia e dice come deve essere. Questo è un globo, sono globuli rossi che vedete dentro, nella loro degenerazione, un globo rosso è una soluzione fisiologica, con il tempo si degenerano e nel degenerarsi cominciano a contrarsi e produrre bioni dentro. Globi rossi. Una cosa molto semplice, mettete una goccia di sangue in una soluzione fisiologica sotto il microscopio e guardate come questi globi rossi stanno morendo. Perché a un certo punto cominciano a morire. Nel morire cominciano ad essere nervosi e iperattivi, prima di morire, e cominciano a produrre questi bioni, poi si rompono. Vedete questi bioni? Sono delle vescicole dentro il globo rosso stesso, e quando si rompe, questi bioni si liberano nello spazio. Vedete questi punti bianchi? It's my life.